Incredibile al Nino Lombardangotta, il Marsala dopo essere passato in vantaggio ed aver chiuso la prima frazione di gioco sull'1-0 ha perso contro il Serralburni per 4-1. Ma andiamo con ordine, la formazione di Mister Sciacca ha subito schiodato lo 0-0 grazie ad un rigore trasformato da Marco Fine, giustamente concesso dal direttore di gara al secondo minuto di gioco. Vincenzo Di Miceli, lanciato, è entrato in aria, ha saltato il diretto marcatore, è stato atterrato e dagli 11 metri Marco Fine è stato letale. La formazione azzurra ha sbloccato il risultato, ha manovrato la partita, ha avuto in mano le redini del gioco. La formazione lilibetana ha cercato nel primo tempo in tutti i modi di trovare spazi utili e giocabili per raddoppiare senza però riuscirci. Nella ripresa l'incredibile, nei 7 minuti 2 autogol hanno permesso alla Serralburni di portarsi in vantaggio. Il primo è maturato su un cross dalla destra di Pecora, la retroguardia azzurra ha cercato di allontanare il pallone che si è alzato a palombelle e si è insaccato all'incrocio dei pali dove il giovane Vito Ippolito non è riuscito ad arrivare. Vito Ippolito che aveva cercato gloria in uscita. Dopo 7 minuti, come detto, precisamente al 19° minuto, ancora un autorete. Incredibile, il numero 3 Pergolizzi, Marco Pergolizzi, ha cercato di alleggerire di testa il pallone a Vito Ippolito che invece di restare in porta era uscito. Probabilmente non si sono capiti i due compagni di squadra, sta di fatto che la palla è terminata in fondo al sacco e il Serralburni, senza aver mai tirato in porta, si è trovato in vantaggio per 2-1. Il Marsala ha pagato a caro prezzo queste due sberle e non è riuscito a riorganizzare le idee nel tentativo di pervenire al pareggio, ed è stato invece proprio la formazione campana arrivata al Nino Lombardangotta a chiudere la partita con un 3-1 di pregevole fattura. La firma è stata quella del capitano Francesco Sica che sulla sinistra si è bevuto un paio di avversari, è entrato in aria, scaricato con il mancino, la palla è finita in fondo al sacco, forse un tocco anche di Ortolini, ma quando ormai la palla aveva oltrepassato la linea di porta. Con il Marsala steso e alle corde, il Serra in pieno recupero, al 5° minuto di recupero, l'ultimo concesso dal direttore di gara, addirittura ha calato il poker. Ancora una volta Sica, autore di un'azione personale che ha superato nuovamente 3 uomini e poi dal limite dell'aria con il mancino ha fatto secco Ippolito con un preciso diagonale rasoterra. Il risultato finale qui al Nino Lombardangotta premia il Serralburni. Contrariamente alle altre gare il Marsala ha giocato un buon primo tempo ed è poi calato nella ripresa, mentre contro Acri è noto proprio alla ripresa aveva regalato i 6 punti alla formazione azzurra. Da rivedere sicuramente qualcosa. Si giocherà sabato in anticipo alla Mezzia Terme contro il San Biase che ha espugnato il San Filippo di Messina. Staremo a vedere che Marsala presenterà e porterà in campo Mister Sciacca. Momentaneamente è tutto dal Nino Lombardangotta, il finale Marsala 1 Serralburni 4.